e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, qui da spelacchiati liberisti non crediamo che produrre più leggi, produrre nuove leggi equivalga per forza a governare meglio, a essere più efficaci nell'azione di governo amministrativa. Anzi, spesso è vero il contrario, soprattutto in un paese come l'Italia, spesso bisognerebbe andare per semplificazione e disboscamento della selva normativa spesso palesemente ipertrofica in Italia. Il caso di cui vi sto per parlare però è il caso dell'introduzione di una nuova legge utile, positiva, necessaria. La proposta è della Lega, il primo firmatario è l'onorevole Igor Iezzi, e nel dibattito, diciamo, è stata sintetizzata come l'introduzione del reato di molestie islamiche. Cosa prevede esattamente questa proposta? L'introduzione nell'ordinamento giuridico del, virgolette, reato di violenza sessuale di gruppo durante gli eventi di massa, manifestazioni pubbliche, in luogo pubblico o aperto al pubblico. Cioè sostanzialmente è una legge contro quella pratica inedita fino a poco fa alle nostre latitudini, nota come Taharrush Gamea, cioè le molestie collettive organizzate contro le donne, tendenzialmente perché colpevoli di essere in giro da sole, magari non intabarrate nel burqa, organizzate da squadracce di maschi. È accaduto a Colonia, è accaduto ad Amburgo, è accaduto a Milano 2 volte, è accaduto in molte grandi città europee, e questa è cronaca. I protagonisti erano squadracce di maschi nordafricani arabi, tendenzialmente di religione e cultura islamica, non erano mai tirolesi, non è come dire, sarà islamofoba la cronaca, ma questo è. Perché è importante? Perché si va finalmente all'offensiva sul loro terreno. Cioè, cos'è questa pratica? Questa pratica è un modo per espropriare appunto pezzi, piazze, spazi di città importanti europee dal loro contesto geografico valoriale, cioè l'Italia, l'Europa, l'Occidente, sequestrarle e farle precipitare in una logica altra, dove valgono regole altre, tendenzialmente quelle della Sharia. Il fatto che i temi si tengano ce lo ha mostrato anche la cronaca, perché per esempio i gentiluomini che a Milano circondavano le donne, palpeggiavano le donne, molestavano in gruppo le donne, erano gli stessi che urlavano Allah Akbar, anche qui non urlavano Confucio è grande o Buddha è grande, urlavano Allah è grande, non solo, ma urlavano anche Italia merda, sventolando bandiere tendenzialmente palestinesi. Cioè, quelle squadracce che praticano le molestie di gruppo lo fanno anche perché dicono: qui non siamo in Italia, qui valgono le nostre pseudo regole, qui vale la nostra idea del rapporto tra uomo e donna, qui vale il nostro la nostra forza, non vale il diritto italiano ed europeo. Cioè, tutti questi casi ripetuti di molestie collettive o Taharrush Gamea sono altrettanti tentativi parzialmente riusciti di sottomissione, cioè di subordinazione della convivenza occidentale a regole non occidentali, a pratiche non occidentali, a parole d'ordine non occidentali. Sono esempi di sottomissione proprio nel senso tecnico precipuo che ha usato Michel Houellebecq nel suo capolavoro distopico Sottomissione. Prima che lo scenario deragli del tutto verso la distopia di Houellebecq, cioè prima che l'Europa e l'Italia divengano un appendice dei paesi in cui il rapporto tra uomo e donna è quello sempre 24 ore al giorno, è utile contrastarli sul loro terreno, introdurre questo reato, perché la loro è una pratica, non è
una semplice, tra molte virgolette, molestia o violenza sessuale, reati orrendi che sono già perseguiti dal nostro codice e che fanno moltissimi italiani. È un genere nuovo, è diverso, è un atto anzitutto di sottomissione culturale e serviva capirlo, serviva stanarlo, serviva prevedere uno strumento ad hoc, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di farci sottomettere e quindi questa è una nuova legge positiva. Grazie a tutti, vi aspetto